Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3 Nord-Est. Come sempre staremo assieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca dal Veneto e cominciamo subito con la cronaca con una notizia che è stata divulgata poco fa dai carabinieri di Treviso ed è relativa, lo ricorderete, alla violenta rissa che si verificò a Borso del Grappa davanti all'Eden Bar. Ebbene, sono stati denunciati 4 giovani giudicati appunto responsabili di quei gravi fatti, ma ci aggiorna in diretta Daniela Sizia. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, era stata una violenta rissa avvenuta a fine marzo al bar Eden di Borso del Grappa, danni ingenti al locale, avevano usato addirittura sedie e tavolini per picchiarsi, probabilmente in preda anche ai fumi dell'alcol. Si tratta di 4 giovanissimi del Vicentino, ma sentiamo che cosa ci ha detto il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Tutto scaturisce dalla denuncia presentata dalla titolare del bar, che appunto lamentava che nel mese di marzo, verso la fine del mese di marzo, 4 soggetti si erano picchiati all'esterno del bar, utilizzando tra l'altro anche gli arredi esterni, e questo atto ha dato poi quindi avvio alle indagini. Siamo riusciti attraverso le immagini di videosorveglianza a identificare i 4 giovani. Sono tutti ragazzi tra i 25 e i 19 anni, residenti nel Vicentino, che sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata da lesioni personali e per danneggiamento. Perché poi fra l'altro uno di questi giovani è rimasto ferito? Sì, uno di loro ha riportato delle ferite guaribili in 7 giorni e quindi da qui l'accusa di rissa aggravata. E sono ragazzi pregiudicati, conosciuti alle forze dell'ordine? No, la maggior parte di loro sono incensurati, uno solo ha dei piccoli precedenti, ma niente di rilevante. Insomma, avevano alzato il gomito, questa è la motivazione? Probabilmente sì, probabilmente era questa la motivazione. Attenzione. Dunque sentito Marta, in preda proprio ai fumi dell'alcol, avevano scatenato questa rissa. Uno di loro fra l'altro era rimasto ferito, ma insomma all'arrivo della titolare si era trovata davvero il locale devastato all'esterno con danni, ci dicevano, proprio ingenti. Una notizia che è emersa solo ora con la denuncia di questi 4 giovanissimi, tutti avete sentito dal comandante incensurati senza nessun problema penale insomma alle spalle. Ma c'è un'altra notizia che ci ha spiegato, ci ha raccontato il comandante Mazzanti, che riguarda un tentato furto avvenuto al cimitero di Silea, all'ennesimo tentativo di furto di rame, quello che viene chiamato l'oro rosso. Ormai nella Marca ce ne sono stati davvero diversi in questo periodo. Questi malviventi sono entrati, avevano raccolto il rame togliendo proprio le tettoie delle cappelle, avevano radunato tutto questo materiale proprio all'ingresso del cimitero, ma sono stati sentiti da un cittadino che ha immediatamente lanciato l'allarme ai carabinieri, che sono arrivati sul posto. I malviventi, i ladri, sono fuggiti, hanno addirittura lasciato lì una borsa con tutti gli arnesi da scasso e sono fuggiti senza ovviamente il rame che hanno lasciato lì al cimitero. Ci raccontava il comandante, purtroppo nel mercato nero, lo sappiamo, il rame ha un valore importante e quindi è uno dei furti in questo momento che va per la maggiore, e quindi il trevigiano. Ora sono stati visionate, verranno visionate anche tutte le telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un nome e un volto
a questi ladri, potrebbe essere la stessa banda che sta girando un po' in varie zone e questa è la notizia importante. Stanno cercando di identificare questi ladri e ovviamente era un plauso anche ai cittadini che hanno lanciato subito l'allarme evitando che questo furto fosse messo a segno. Marta, qui da Treviso è tutto, io ti cedo la linea. Grazie a Daniela Sizia con Alberto Pivetta. Noi ora continuiamo con la cronaca. Si parlava in apertura di movida violenta, un fenomeno purtroppo comune a tante città del nostro territorio. Proprio per parlare di questo andiamo a Mestre, dove vi avevamo raccontato nelle scorse settimane c'erano stati degli episodi di violenza proprio nella centralissima via Palazzo. Per le novità ci colleghiamo con Edi Caliman. A te, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori, con Valentina Bassi, che ringraziamo per essere qui, titolare di un negozio qui in via Palazzo e un po' portavoce in questi mesi anche dei commercianti della zona che spesso lamentavano una situazione di forte disagio e soprattutto di degrado legata a un bar, la Moretta Centrale in questa via, e che era stato attenzionato dalle forze dell'ordine, messo sotto sequestro, una chiusura anticipata di 45 giorni e la sospensione dell'attività per altri 15. È di queste ultime ore la notizia dell'arresto della titolare, che è stata arrestata in via Cappuccina dai carabinieri per resistenza pubblico ufficiale, una signora allertata insomma dalla situazione che aveva visto questa signora allontanarsi con delle persone straniere in modo molto concitato e quasi agitato, aveva allertato proprio per raccontare la situazione di forse di eventuale pericolo che si stava vivendo. I carabinieri l'hanno rintracciata in una sala slot e lei ha dato in escandescenza, è stata arrestata e sarà processata per direttissima proprio in queste ore. C'è da dire, Valentina, che come commercianti voi, da quando c'è stata questa sospensione, questa chiusura anticipata, la signora in questione non ha più chiuso, non ha più aperto il locale, avete visto cambiare nettamente insomma l'aspetto della via di sera e soprattutto di giorno, la mattina, quando aprite i vostri negozi? Sì, assolutamente. Io chiaramente posso parlare durante gli orari diurni perché di notte il negozio è chiuso, però l'atmosfera che si respira è esattamente quella tranquilla, serena e di convivialità di un anno e mezzo fa, insomma, per cui effettivamente siamo tornati alla situazione di serenità della via in centro città, insomma. Di sera poi non può essere che capitino ancora dei momenti di disguido, perché comunque tipo in Calle del Gambero è comunque una via chiusa e può essere che ci sia ancora qualche persona che magari vada lì a fare cose non propriamente lecite, però come in qualsiasi altra calletta o piccola strada chiusa della città, insomma. Il problema principale evidentemente era proprio quello legato all'apertura di questo locale. Insomma, soddisfazione per l'attività dei carabinieri? Direi che insomma alla fine il risultato è stato ottenuto, insomma. Ci abbiamo messo un pochino, ma alla fine è arrivato, insomma. Chiaramente, Marta, quello che stiamo raccontando in queste settimane, in questi mesi, è una situazione che coinvolge in realtà tutta la città e che era diventata poi, si era estesa al punto da arrivare anche in questa via, la via più centrale di Mestre, ovviamente dopo Piazza Ferretto è direttamente collegata. C'è da dire che chiaramente non è che la situazione del degrado di Mestre si sia risolta, motivo per cui spesso le persone arrivano anche proprio dalla periferia della città, magari in questi luoghi, che appunto possono registrarsi altre problematiche, ma di fatto il punto focale di via Palazzo, che appunto dava segno di disagio e di problemi anche ai commercianti della zona, era proprio questo bar. Ora attenderemo infatti le prossime notizie per la convalida o no del fermo. Grazie Valentina. Marta, questi gli aggiornamenti da Mestre, a te la linea. Grazie a Edi Caliman da Mestre. Noi ora andiamo a Bassano del Grappa, dove sono stati attimi di terrore in pieno centro ieri sera, quando un 70enne è stato aggredito e rapinato davanti ad un distributore automatico di sigarette. Ci aggiorna Monica Smiderle.
Sì, buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un episodio davvero grave, terrore, qui a 2 passi dal centro storico della città. Chiedo alla collega Andrea Benetti di farci vedere, siamo proprio di fronte alle mura storiche di Bassano del Grappa e a Viale dei Martiri. La rapina si è compiuta proprio in questo punto, davanti a queste macchinette. Il 70enne vittima della rapina è stato aggredito qui, stava facendo degli acquisti con l'utilizzo della tessera sanitaria che è necessaria per fare questa tipologia appunto di acquisti. La tessera gli è caduta per terra ed è stato in quel momento che lo sconosciuto si è avvicinato, gli ha sferrato un pugno in pieno volto, quindi l'ha ferito, gli ha preso il portafoglio con all'interno contante e le tessere, bancomat e carte di credito, quindi il rapinatore si è allontanato velocemente lasciando a terra l'uomo ferito. Un episodio, come si diceva, molto grave. Appena l'uomo si è ripreso ha chiamato il 113, velocemente sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Bassano. Abbiamo sentito anche l'assessore Alessandro Campagnolo, che sentiremo tra poco, fare il punto sulle indagini, ma insomma si stringe il cerchio attorno al rapinatore. Entriamo all'interno della tabaccheria per sentire se che cosa hanno sentito, che cosa hanno avvertito i titolari, la signora Marina Marini, che è la moglie del titolare della tabaccheria. Voi non vi siete accorti di nulla? No, io non mi sono accorta di niente perché noi eravamo chiusi a quell'ora lì. La rapina è avvenuta intorno alle 23, voi chiudete a che ora? Alle 19:30. Gli agenti stanno indagando per dare insomma un nome, ma sarebbero già vicini all'identificazione del responsabile. Vi hanno chiesto immagini di videosorveglianza, vi hanno chiesto Hanno chiesto le immagini, ma siccome non ci sono perché sono spente e non le abbiamo. È la prima volta che capita una cosa di questo tipo, un episodio così grave? Sì, è la prima volta. Che zona è questa, signora? È una zona tranquilla. Insomma, vi lascia comunque con preoccupazione. Sì, un po' sì. Preoccupazione, grazie alla signora Marina, preoccupazione ovviamente Marta. Io direi di sentire insieme l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano Alessandro Campagnolo, che fa il punto sulle indagini, perché insomma è in contatto continuo con gli agenti del commissariato di polizia. Sentiamolo insieme. Assessore, è un fatto molto grave avvenuto in pieno centro città con un uomo picchiato e rapinato. Senza dubbio è un fatto grave, è successo a un anziano che stava facendo legittimamente le sue cose, stava prendendo le sigarette e si è trovato aggredito da un soggetto che mi permetto di dire però abbiamo telecamere, intervento tempestivo della Polizia di Stato che è riuscito a intercettare i movimenti del soggetto che stava consumando con la carta della vittima, si stava prendendo da mangiare, quindi stiamo parlando di un deviato borderline che già in passato ha dato problemi a questa città. Quindi stiamo in attesa della compiuta identificazione, perché il commissariato intervenuto tempestivamente sta identificando compiutamente il soggetto per dare strumenti adeguati all'autorità giudiziaria. Io mi auguro che questa sia una situazione, un evento che merita la massima attenzione, come già c'è massima attenzione, ma che porti un risultato decisivo, perché non è possibile trovarci certi soggetti che girano per il centro pur essendo ben conosciuti. Senta, Assessore, proprio in termini di sicurezza e soprattutto di sicurezza serale e notturna, a Bassano parte il progetto Bassano Vivibile. Sì, Bassano Vivibile significa che abbiamo concertato con le forze sindacali che il comando polizia locale possa essere presente fino alle 3 di notte, soprattutto nei fine settimana, non solo in centro storico,
anche verso i quartieri, ma in particolare nel centro storico. Quindi il periodo dal venerdì alla domenica sera vedrà frequenti passaggi di pattuglie miratamente in situazioni che possono creare criticità. Un'ultima domanda, concludiamo tornando sull'episodio di Piazzale Generale Giardino. Ripetiamo dunque, l'autore della rapina è stato individuato. L'autore della rapina è stato individuato, è in corso la compiuta identificazione per dare tutti gli strumenti necessari all'autorità giudiziaria. Quindi mi sento di dire il soggetto non sarà a piede libero. La città di Bassano deve considerare che anche se è successo un episodio grave, la risposta è stata immediata e tempestiva. Che cosa significa, Assessore, in termini concreti? Spieghiamo bene che la Polizia di Stato, il commissariato è vicino all'arresto. Non si tratta di essere vicini all'arresto, perché già in passato certe situazioni compiute da questo soggetto non hanno sortito questo effetto, ma ci sono altri strumenti per permettere alla Polizia di Stato, in particolare all'amministrazione di Bassano, di vedere questo soggetto in condizioni di non nuocere. Chi è, Assessore? Non dico altro perché c'è comunque in corso una indagine ed è giusto rispettarne i tempi e i modi. Insomma, Marta, l'autore della rapina, come abbiamo sentito dalle parole dell'assessore Campagnolo, sarebbe stato individuato, è in corso l'identificazione, sono in corso le indagini, l'iter ovviamente con la magistratura. Vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. La linea torna allo studio. Grazie a Monica Smiderle con Andrea Benetti da Bassano del Grappa. Noi ora torniamo a parlare della tragedia delle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi. Intanto, dopo l'arrivo a Malpensa, è attesa a Padova la salma di Gianluca Benedetti, il sub appunto padovano deceduto nella grotta alle Maldive. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Valentina Visentina. A te, Valentina. Buongiorno. Sì, buongiorno, ci vorranno ancora qualche giorno prima che la salma di Gianluca Benedetti possa tornare a Padova, perché la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sul corpo di tutti e 5 i sub, e quindi dovrebbe essere affidato l'incarico ad un unico team di esperti, in modo tale che sia un'unica squadra ad analizzare tutti i corpi recuperati nelle grotte alle Maldive. Dunque l'autopsia potrebbe essere effettuata nei prossimi giorni a Gallarate, e pertanto la salma di Gianluca Benedetti, che è arrivata ieri intorno alle 14 all'aeroporto di Malpensa, resterà ancora per qualche giorno a Milano, prima di tornare qui a Padova dalla sua famiglia per l'ultimo saluto, che potrebbe essere celebrato nella parrocchia di Cristo Re di Sant'Osvaldo, dove in gioventù Gianluca aveva fatto appunto dove aveva frequentato la parrocchia e giocato a calcio anche nella squadra del quartiere. Ma sono ovviamente dettagli che la famiglia metterà a punto nei prossimi giorni, dopo il nulla osta alla riconsegna della salma. Intanto oggi, questa mattina, sono ricominciate le operazioni di recupero del team di Speleo Sub internazionali che hanno portato a termine il recupero dei corpi. Sono stati riportati in superficie anche il corpo di Giorgia Somacal e quello della ricercatrice Mulie Odedino. Ma ricostruiamo come sono andate le operazioni questa mattina nel nostro servizio, e poi la linea può tornare allo studio. Anche i corpi di Giorgia Somacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Odedino, sono stati recuperati questa mattina dal team di Speleo Sub finlandesi della Den Europe, che sta portando avanti le operazioni di recupero del gruppo di italiani morti durante l'immersione delle grotte dell'atollo Vavu alle Maldive. La conferma è arrivata dalla Farnesina. Entrambi i corpi sono stati sollevati con delle apposite barelle nella barca d'appoggio, che poi li porterà a Malé, dove si trovano da ieri anche i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri.
La salma del quinto italiano, quella di Gianluca Benedetti, padovano, 44enne, istruttore di sub e capobarca, dopo l'arrivo a Malpensa è stata trasferita per eseguire l'autopsia. Gli esami sui corpi verranno tutti eseguiti in Italia perché la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Tutti e 4 gli ultimi corpi si trovavano in fondo ad un tunnel stretto nella seconda grotta, mentre quello del 44enne padovano è stato ritrovato il giorno dopo la tragedia nella prima grotta. È possibile che stesse cercando l'uscita, ma che sia rimasto ad aspettare il gruppo. Ieri è stata recuperata la telecamera GoPro della professoressa Montefalcone, che potrebbe restituire particolari importanti sui fatti. È possibile che il gruppo sia stato disorientato dalle correnti o che abbia subito il cosiddetto effetto Venturi, ovvero sia stato risucchiato verso le parti più strette dei tunnel delle grotte senza via di scampo. La Guardia di Finanza di Treviso ha posto sotto sequestro 4.700.000 euro in un'indagine per bancarotta fraudolenta nella quale sono indagate 12 persone accusate anche di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'attività è stata focalizzata su un imprenditore padovano autodefinitosi business angel di aziende in difficoltà, già sottoposto agli arresti domiciliari nel luglio del 2025 per truffa aggravata e bancarotta fraudolenta. L'indagine parte dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale di 2 società di capitali facenti riferimento a 4 persone che si erano associate per commettere illeciti tributari, in particolare lo svuotamento di oltre 30 aziende in crisi con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca, replicando il medesimo modus operandi anche all'interno delle 2 imprese trevigiane al centro dell'inchiesta. In particolare gli indagati, dopo aver rilevato una SPA, hanno distratto liquidità per circa 817.000 euro. E restiamo ora a Treviso per tornare a parlare della situazione alla mensa della Caritas Tarvisina. Ebbene, come vi abbiamo raccontato ieri sera, la mensa avrebbe dovuto riaprire i battenti con un presidio da parte delle forze dell'ordine, presidio che c'è stato, con la mensa che però ha riaperto solo nella modalità da asporto. Alle persone quindi che si sono presentate è stata consegnata, come vedete dalle immagini, una borsetta con il pasto, la cena da asporto. Il tutto dopo una settimana dall'accoltellamento del volontario, appunto uno dei volontari addetti alla mensa, da parte di un ex ospite. Ancora per questa sera dunque si utilizzerà questa modalità di asporto, dopo si vedrà che cosa accadrà. Ci spiega le ragioni il direttore della Caritas, don Bruno Baratto. Per il momento, come avete visto, si dà un sacchetto non di panini, ma di pasta, carne o quello che chiedono, e si prenotano la mattina al centro ascolto, o telefonando o venendo direttamente in centro ascolto. Oggi era la prima apertura, quindi hanno mangiato anche un certo numero di quelli che non hanno prenotato, ma tutti quanti hanno capito bene che si prenotano domani mattina. Ecco, quindi un pranzo diciamo al sacco per quanti giorni? Quando pensate di riaprire la mensa? Non lo sappiamo, valuteremo. Per il momento è così. Gli altri servizi, Don Bruno, docce e al momento questo riusciamo a fare, non molto di più, perché dobbiamo tutelare la sicurezza degli operatori, dei volontari e anche degli stessi ospiti che non c'entrano assolutamente nulla con quello che è successo. Certamente tutta una serie di cose stanno cambiando. Da una 60ina di ospiti a cena un anno fa siamo arrivati oltre i 100 fino a un mese fa, e quindi questo già è qualcosa che chiede una riflessione, se non altro dal punto di vista logistico. Ma non soltanto, perché chiaramente se raddoppi il numero crescono anche le difficoltà, possono crescere le tensioni o altro. Il caso che è successo era il caso di una persona precisa, però le tensioni ci sono. Se questo è il tono che andrà avanti,
stiamo appunto cercando di capire come riuscire a fare quello che facciamo secondo lo stile Caritas, con le difficoltà che sono nuove. Tutto ha avuto origine dunque lunedì della settimana scorsa con l'accoltellamento di un volontario della mensa da parte di un ex ospite che già in passato si era reso protagonista di comportamenti molesti all'interno della Caritas. Ebbene, quest'uomo, un migrante originario del Camerun, è stato denunciato e per lui sono state avviate le pratiche d'espulsione, ma è ancora a piede libero ed è la stessa persona che a fine aprile si era resa responsabile degli atti vandalici nel quartiere di Monigo. Sentiamo. È stato individuato dalla polizia l'autore del raid vandalico di Monigo lo scorso 28 aprile, una ventina di auto con le gomme squarciate ed un'altra completamente divorata dalle fiamme. Il presunto responsabile è il 29enne del Camerun, già denunciato a piede libero per l'accoltellamento di un volontario alla Caritas Tarvisina. Il colpo di scena nelle ultime ore, mentre in città continua il dibattito sull'accoglienza e su come tenere aperta la mensa della Caritas garantendo la sicurezza di operatori e ospiti. L'uomo è stato fermato a Fiera durante un'operazione di controllo del territorio e gli è stata notificata la denuncia per l'accoltellamento di lunedì scorso durante il servizio mensa alla Casa della Carità. Gravi indizi lo indicano dunque come il piromane di Monigo. Altri sospetti lo vedrebbero implicato pure negli incendi di alcune suppellettili dei migranti al Parc dal Negro a fine febbraio. L'uomo aveva in passato usufruito dei servizi della Caritas, ma era stato allontanato proprio per i suoi comportamenti. L'11 maggio si era ripresentato nella struttura di via Veniere ed aveva ferito al volto con un coltello un 35enne moldavo volontario alla mensa, poi era scappato. Ora nei suoi confronti il questore di Treviso Alessandra Simone ha avviato il procedimento per il rifiuto del permesso di soggiorno, dato il suo coinvolgimento anche in altri episodi su cui è in corso attività di indagine. Al termine della procedura saranno immediatamente attivate anche le operazioni per il suo allontanamento dal territorio nazionale. L'episodio di Monigo aveva creato non poca apprensione tra i residenti. È la prima volta che succede ed è preoccupante perché per gli abitanti della zona, insomma. E quando sono arrivati i vigili del fuoco, loro intanto hanno spento il fuoco, hanno sventrato proprio perché c'erano le bombole lì dentro. C'era sto rischio e da lì poi siamo risaliti al fatto che hanno tagliato una gomma a tutte le macchine qui dentro del vialetto fino in fondo là. Poi ci siamo accorti che hanno tagliato le gomme, una gomma alle macchine parcheggiate davanti. Il sindaco Conte sui social ha espresso soddisfazione per l'identificazione dell'uomo. Ora l'auspicio, scrive il Primo Cittadino, è che venga fatta giustizia. I nostri cittadini meritano di vivere serenamente senza dover fare i conti con persone che scelgono di delinquere e danneggiare beni pubblici e privati. E sul tema dell'accoglienza è tornato anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Io continuo a essere dell'opinione che non si tratta da tanto tempo più di emergenza, è una questione strutturale del nostro tempo. La gente si sposta, alcuni perché vogliono e perché togliere il diritto, altri perché davvero non possono vivere lì dove sono. Le condizioni della vita in certi luoghi del mondo sono veramente disumane. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, non bisogna aspettare il momento della crisi acuta per poi palleggiare le responsabilità. Per quello che possiamo fare noi, la Caritas, la diocesi, noi contribuiamo in pieno perché le cose continuino. Perché poi quando tornerà il freddo alla fine della stagione calda i problemi si ripresenteranno uguali se non peggiori. Vogliamo essere pronti per dare tutte le risposte che siamo in grado di dare senza però arrivare lì e dire ops, non ci abbiamo pensato. E restiamo a Treviso per parlare di zona rossa, un altro fine settimana di controlli, in città 2 gli allontanamenti. Intanto il Comune approva l'implementazione della videosorveglianza, verranno installate 22 nuove telecamere con un investimento di 260.000 euro.
37enne nigeriano con precedenti per reati contro la persona se l'è presa con i controllori della MOM dopo essere stato sorpreso a bordo del bus con il biglietto non timbrato. Portato in questura dalla polizia, è stato allontanato dalla zona rossa, così come un senegalese di 24 anni trovato in possesso di alcune dosi di hashish, sempre in Lungosile Mattei. In attesa di sapere se la prefettura deciderà per l'eventuale rinnovo dopo il 7 giugno della zona rossa a Treviso, sono proseguiti anche nell'ultimo fine settimana i controlli straordinari disposti dal questore. 600 le persone, 200 delle quali minorenni, identificate tra sabato e domenica nel centro di Treviso da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Intanto, sul fronte della sicurezza, la Giunta Comunale ha approvato un nuovo piano di implementazione del sistema di videosorveglianza con un investimento di 260.000 euro. Parliamo di 22 nuove telecamere che verranno installate laddove i cittadini ci hanno segnalato le maggiori criticità e dopo esserci confrontati ovviamente con le forze dell'ordine. Tra le zone interessate dal potenziamento figurano Viale Nino Bixio, Via Cairoli, Via Pisa, Viale della Repubblica, Via San Pelaio, Via Castellana e Santa Bonavecchia. Previsti inoltre interventi nelle zone delle scuole Coletti, Mantegna e Serena e poi lungo il Terraglio, Noalese ed il centro città tra Via Roma e Corso del Popolo. Ancora cronaca dal padovano, tentato furto finisce in una violenta aggressione all'edicola Hollywood di Conselve. Il figlio del proprietario, nel tentare di fermare il ladro, viene aggredito e finisce all'ospedale. I carabinieri sono sulle tracce del malvivente. Ho visto nero, cioè non ho avuto... Ho pensato solo a difendermi e difendere chi avevo attorno, insomma, cercare di fare meno danni possibile. Il problema è stato quando ha urlato che aveva il coltello. Ho rischiato parecchio, però diciamo che mi è andata bene perché sono stato in grado, insomma, anche di difendermi nel mio. E se quel coltello fosse riuscito a colpirlo, sarebbe finito in tragedia il tentato furto avvenuto all'alba all'edicola Hollywood di Piazza Suore di Maria Bambina di Conselve. Tutto è iniziato alle 6 di mattina, quando il 23enne Antonio Tasso, figlio del proprietario 69enne Fiorenzo, si è precipitato sul posto dopo la segnalazione di un malvivente all'interno dell'esercizio. Ad entrare per primo proprio Antonio, che oltre ad aver trovato l'edicola sottosopra, inaspettatamente si è trovato faccia a faccia con il ladro. Mio figlio è entrato per primo di corsa, io ho sentito che c'era una colluttazione, sono entrato subito dopo e io ho visto mio figlio come è entrato, l'altro l'ha aggredito col coltello in mano, perché non se l'aspettava, forse, non lo so. Finché dopo diceva lui, urlava ti uccido, ho un coltello, infatti io avevo visto che aveva il coltello in mano e ho preso paura, ho detto meglio lasciarlo andare. L'aggressore, dopo essere riuscito a divincolarsi e scappare, è però ritornato in edicola con in mano un masso pronto a colpire ancora. Dopo un minuto è tornato di nuovo con un masso, è corso contro mio figlio per spaccarglielo addosso e l'ha aggredito. Fortunatamente Antonio se l'è cavata con qualche contusione e un gran spavento. La mattina stessa è stato infatti dimesso dall'ospedale di Schiavonia. Le tracce di sangue rinvenute sul posto si presume siano infatti del malvivente, un volto conosciuto al signor Fiorenzo che gestisce l'edicola da 15 anni. Posso dire sì che è magrebino, marocchino l'aggressore. E è riuscito a vederlo in faccia? Sì, l'ho visto in faccia, sicuramente quando io ho cercato di staccarlo lui si è girato e l'ho anche riconosciuto. La caccia all'aggressore è ancora aperta. Chi ha assistito a quei momenti concitati spiega che il malvivente è riuscito a scappare rifugiandosi nel vicino Hotel Oasi, struttura dismessa dal 2017. Quando però le forze speciali dei carabinieri sono arrivate sul posto era già scappato con il bottino di poche centinaia di euro. È un covo di delinquenti, viene definito l'Hotel Oasi di Conselve da parte di residenti e commercianti della zona. Proprio lì, infatti, ieri mattina un uomo si è rifugiato dopo aver aggredito, l'avete sentito, padre e figlio nella vicina edicola. È covo di delinquenti, diciamo, l'Hotel Oasi, lo sappiamo, di persone senza fissa dimora, persone che sono ai margini
della giustizia. Prima di scappare e far perdere le sue tracce, si è infatti rifugiato all'hotel Oasi, l'aggressore che questa mattina ha seminato il panico all'edicola Hollywood di Conselve. Dopo aver aggredito violentemente Antonio Tasso, figlio del proprietario dell'esercizio commerciale, il malvivente è corso a gambe levate verso l'hotel, dismesso dal 2017, covo di delinquenti, come raccontano i commercianti e residenti della zona. Dopo essere finito all'asta una prima volta, a giugno ci sarà una seconda battuta d'asta da parte di una società privata. Nel frattempo però i cittadini non si sentono al sicuro. Anno in anno peggiora sempre di più e ad oggi è un degrado sociale questa zona, cioè nel senso quella parte lì è sempre ovviamente incanalata da queste persone. È una cosa molto simile un paio di anni fa e poi per fortuna si è risolta, l'hanno portato via e l'hanno mandato proprio via dall'Italia. Siete preoccupati, immagino? Sicuramente sì, siamo qui tutto il giorno e spesso anche da soli e quindi sicuramente per noi è una cosa poco carina, ma anche per gli abitanti. È da un po' di tempo che la situazione è così. I carabinieri fanno quello che possono, ma le leggi sono queste. Devono... L'Oasi si sa che è un po' così, anche perché sta prendendo il sopravvento la situazione, purtroppo. Troppa gente che non lavora e che fa tutti questi bivacchi, cioè è veramente non bello. Non bello. Me lo dice a me quest'estate, abbiamo messo adesso le videocamere. Quest'estate qui era un... Basta che chiedete ai carabinieri cosa c'era qui. Va bene. Speriamo in bene, però c'è troppa gente a casa da lavoro, troppa gente che bivacca, hanno tutto. Hanno tutto. Una brutta notizia un po' per tutto il paese, che succedano queste cose ancora al giorno d'oggi. E soprattutto che un ragazzo bravo e buono così venga aggredito, mi dispiace veramente tanto. Di certo non se lo merita. No, non se lo merita. Penso che nessuno se lo meritasse. Una cosa così, vieni a lavorare e vieni aggredito dentro al tuo posto di lavoro. Veramente brutto. La politica ora con l'annuncio shock ieri sera in diretta a Ring di Alberto Villanova, ex capogruppo del Carroccio in Regione, che lascia la Lega. Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi non ho rinnovato la tessera, ha detto. Sentiamo. Non spetta più a me difendere Salvini perché ho deciso di non rinnovare la mia tessera con la Lega, quindi non sono più un iscritto della Lega. Fermila, cioè aspetti, lei non è più un leghista? Grande. Non sono più tesserato con la Lega, non ho rinnovato la tessera. Ecco. E che tessera fa? Nessuna, per il momento non ho intenzione di fare nessuna tessera. La mia decisione è una decisione che prendo dopo mesi di riflessione, non è un cambio di casacca, non è un trasferimento come vedo che sta succedendo verso altri partiti, è semplicemente la decisione di allontanarmi da quello oggi Laura Ravetto ha lasciato la Lega vissuto negli ultimi mesi. Sì, per andare con Futuro Nazionale, ho capito, quindi non va con Futuro Nazionale, non va con Forza Italia, no. Cosa dico? No, nessun trasferimento, La decisione di non rinnovare la tessera per una serie di vicissitudini che ho vissuto in questi ultimi mesi e che mi hanno visto allontanare dal partito in cui ho militato, in cui ho creduto per tanti anni e penso di aver lavorato anche abbastanza per questo. Il suo messaggio è all'ex governatore o alla nuova dirigenza della Lega anche locale, o è 50-50? Il mio messaggio è un messaggio a chi ha in mano la Lega adesso, a chi guida la regione adesso, per quello che può contare. Insomma, io penso di averne vissute veramente tante negli ultimi anni e di aver portato il mio contributo anche per far eleggere il nuovo governatore a novembre. Ho avuto un tipo di trattamento che secondo me non è stato corretto, siccome io credo che in questo mondo, nonostante la politica, ci sia bisogno di avere anche una certa dignità, c'è vita oltre la politica, quindi possiamo tranquillamente fare a meno di una tessera e continuare magari a lavorare per il territorio, ma senza avere questa tessera in tasca. Quindi non spetta sicuramente a me difendere Salvini stasera, né tantomeno difendere il governatore Stefani.
Però se posso Fermo a lì, prescindere allora questa mia... togliete la scritta Lega dal sottopancia di Alberto Villanova, giusto? Questo è un fatto, È una notizia. storico, direi. Questo è dunque l'annuncio in diretta ieri sera a Ring da parte dell'ex capogruppo regionale del Carroccio. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca dal Vicentino. È finito accidentalmente sotto le ruote dell'auto della mamma un bimbo di 7 anni di Tiene, uscito da scuola alle 14. Mentre saliva sull'auto sarebbe inciampato, attualmente ricoverato in gravi condizioni. Un banale incidente poteva trasformarsi in tragedia nel primo pomeriggio a Tiene. Protagonista un bimbo di circa 7 anni, attualmente ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso pediatrico di Vicenza, giunto a San Bortolo con politraumatismi in codice rosso. È stato vittima di un incidente con l'auto della mamma. Verso le 14 in via San Gaetano stava salendo sulla vettura quando, inciampando, è scivolato a terra. La gamba rimasta incastrata nella portiera lo ha trascinato violentemente al suolo, provocandogli un grave trauma cranico. La prognosi resta riservata. In tribunale a Padova ieri mattina l'interrogatorio davanti al giudice dell'ex professore di religione accusato di abusi su 7 minorenni. Lui è molto fiducioso di poter spiegare, è molto affranto per quello che si dice di lui e che si denuncia contro di lui. Si è dichiarato estraneo ai fatti, ha negato la sussistenza dei fatti. Ha risposto a tutte le domande del giudice, si è detto innocente, pronto a chiarire ogni fatto che gli viene contestato. Francesco Saviane, 37enne, trevigiano, ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, accusato di abusi sessuali nei confronti di 7 minorenni, davanti al giudice ha scelto di parlare. Ha parlato, ha raccontato qual è la sua versione dei fatti. E abbiamo cercato di spiegare ogni circostanza e adesso vediamo, il giudice ne deve prendere atto. Lui ha cominciato a cercare di spiegare che cosa gli sia stato contestato, cerca di spiegare come sono andati realmente i fatti e adesso è un primo contatto con l'autorità giudiziaria e adesso vedremo come si svilupperanno le indagini e la difesa. Sono da poco passate le 11 quando l'auto di Saviane esce dalla parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego. Si è recato da solo in tribunale per l'interrogatorio di garanzia durato poco più di mezz'ora. Mi è caduto il mondo addosso, ha detto al suo avvocato Ernesto De Toni, che lo descrive in difficoltà e provato al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare. Lui rimane agli arresti domiciliari perché noi non abbiamo chiesto alcuna sostituzione né revoca della misura. Sulle modalità di attuazione della misura adesso vediamo. Al momento l'ex professore di religione resta ai domiciliari nella canonica della parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra i cittadini. La stessa diocesi ha preso le distanze da questa scelta, ma presto il 37enne potrebbe essere trasferito in un altro domicilio. Abbiamo soltanto fatto presente che abbiamo la disponibilità di altri luoghi. E di queste ore una nota dell'Istituto Barbarigo di Padova su questa vicenda. Francesco Saviane non era più insegnante di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova già dal 1° settembre del 2023. Così si legge nella nota stampa redatta dalla dirigente scolastica Maria Pia Vallo e da Giovanni Ponchio, presidente della Fondazione Girolamo Bortignon, che gestisce alcune scuole paritarie della provincia di Padova in merito alla vicenda che vede coinvolto Francesco Saviane, che per alcuni anni ha rivestito il ruolo di docente di religione all'Istituto Barbarigo. Per quanto di propria competenza, la scuola si è attivata con tempestività, si legge sempre nella nota, responsabilità e senso istituzionale, ponendo al centro la tutela degli studenti e delle studentesse e il rispetto della comunità scolastica. In queste ore stanno tuttavia circolando ricostruzioni, commenti
e descrizioni che rischiano di generare confusione e di coinvolgere impropriamente persone, famiglie, studenti e professionisti che quotidianamente operano con serietà e dedizione all'interno della scuola. Si legge ancora. Una vicenda dolorosa, quella dell'ex insegnante di religione, emersa dopo le denunce di 7 tra ragazzi e ragazze minorenni che lamentavano comportamenti inappropriati e abusi del 37enne ex seminarista. I vertici dello storico istituto superiore padovano, sempre nella nota, sottolineano di essere a disposizione delle autorità competenti per ogni chiarimento. E non c'è pace per la parrocchia San Lorenzo di Albignasego, che dopo lo scandalo legato al parroco accusato di non avere rispettato il celibato adesso si trova ad affrontare gli arresti domiciliari in canonica dell'ex professore di religione. Divisa la comunità, preoccupati i genitori della scuola dell'infanzia che hanno scritto una lettera al vescovo Cipolla. Il prete lo conosco, è una persona di bene, una persona buona, rispetta tutti, quello che vedo, saluta tutta gente, visita anche le persone disabili. L'altro non lo conosco, ma quello che ho sentito che lui aiutava queste persone perché lui è solo, non ha nessuno. Sono come San Lorenzo sulla graticola, pronuncia questa unica frase per raccontare il suo stato d'animo davanti ai cronisti il parroco di San Lorenzo di Albignasego. Nella canonica, ora agli arresti domiciliari, vive Francesco Saviane, 37 anni, accusato di molestie su 7 minorenni. Divisa la comunità con persone che sostengono il parroco e altre molto preoccupate per la presenza di Francesco Saviane in luoghi frequentati da minori come la scuola dell'infanzia. La notizia è sicuramente drammatica e ovviamente ora si dovranno accertare tutte le accuse che sono state rivolte e in questo senso quindi è anche una sorta di ci vuole una sorta di precauzione da parte di tutti noi. D'altronde questi fatti è chiaro che colpiscono la comunità nel profondo, quando coinvolge i minori a maggior ragione diventa un tema particolarmente sensibile che scuote la comunità. I genitori della scuola dell'infanzia, preoccupati, hanno scritto una lettera indirizzata al vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, al vice sindaco reggente di Albignasego, Gregory Bottin, alla parrocchia stessa e attendono risposte e rassicurazioni. Chiamato in causa il comune di Albignasego, che domenica prossima andrà a elezioni, affida un comunicato alcune precisazioni, confermando che nei giorni di chiusura delle scuole per seggi elettorali, il 25 e 26 maggio, il centro ricreativo organizzato in collaborazione con la parrocchia per bambini e ragazzi è confermato e affidato come da programma alla cooperativa Jonathan. A urne chiuse, la nuova amministrazione assumerà, se necessario, le iniziative per dimostrare la vicinanza alle famiglie della comunità. Con la politica ora andiamo a Vicenza, dove in questi minuti è atteso il vice premier Matteo Salvini. Ci colleghiamo quindi con Daniele Garbina. A te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Marta. In questo momento noi aspettavamo proprio l'incontro con Matteo Piantedosi, che è il ministro dell'Interno, che partecipa, presiede il tavolo dell'ordine e sicurezza presieduto dal prefetto Filippo Romano. È in corso in questo momento proprio questo incontro. Il ministro è arrivato poco prima delle 12 in ritardo. Oggi è una giornata veneta, si sposterà poi nel pomeriggio a Mestre. Molte le istanze del territorio, per riassumere un po' gli argomenti, parliamo della riduzione, la mancanza di organico in generale un po' in tutte le province, a partire da Bassano, Schio, ma la Vicenza stessa, la questura, che ha visto il non mancato rinnovo e soprattutto dell'organico di polizia di chi va in pensione, non solo, e dall'altra parte l'aumento dei furti e delle rapine in villa, lo diceva il questore, la festa della polizia, anche se i reati sono leggermente in calo, la metà circa sono proprio frutto di furti nelle case, questo che desta maggiore preoccupazione sociale. Ieri c'è stato un incontro preparatorio con i sindaci in prefettura proprio per organizzare un po' le richieste da portare al ministro e rispondere a alcuni elementi. Proprio i furti in villa, la mancanza di organico è stato quello che è emerso sulla questione. In questo momento è in corso ancora l'incontro, vediamo qualche movimento, forse potrebbe stare per finire, però nel frattempo noi abbiamo raccolto appunto le istanze dei sindaci ieri
ieri. E intanto sentiamo le voci di cosa ci hanno raccontato ieri. Con il nuovo decreto sicurezza sicuramente qualche passettino in avanti è stato fatto. Servono più poteri ai sindaci, come ormai è ribadito più volte in più sedi, per intervenire direttamente ognuno nel proprio territorio. Chiediamo al Ministro che nei limiti del possibile aumenti il numero degli agenti di pubblica sicurezza in giro per il territorio, anche nei piccoli centri. Maggiori pene per chi appunto continua a introdursi nelle proprietà altrui, perché appunto è questo quello che ci chiedono i cittadini, ci vogliono pene più severe e ci vogliono più controlli. È fondamentale avere il personale è quello che fa la differenza, il numero degli agenti e il numero delle strutture che possono garantire un lavoro immediato ed efficiente è fondamentale, per cui al Ministro chiederemo questo sostanzialmente, insomma quello di essere presenti nel territorio e di permettere ai nostri agenti di svolgere il servizio in maniera efficiente e in maniera immediata soprattutto. Ecco, avete sentito quello che appunto raccontavano i sindaci dei principali comuni del Vicentino. Ora in questo momento vediamo un po' di movimento, forse è il preludio della conclusione di questa parte dell'incontro, ricordiamo questa mattina con il prefetto e gli organi principali responsabili della sicurezza del territorio. È previsto un passaggio con i giornalisti, per cui a breve probabilmente vi richiederemo la linea e poi il Ministro incontrerà le forze economiche. È previsto in un'altra sede l'incontro con loro. Ed Marta, direi che per il momento da Vicenza è tutto. Appena avvertiamo qualche segnale così di movimento chiederemo la linea e vi faremo sentire le parole del Ministro che passerà di qui. Per il momento da Vicenza è tutto, a te la linea. Grazie allora Daniele Garbin, ci rivedremo non appena il Ministro Piantedosi scenderà appunto dopo questo incontro. Intanto noi proseguiamo con la cronaca per parlare di una compagine che avrebbe gestito un traffico internazionale di oro nero da oltre 10 milioni di euro. La Procura di Vicenza contesta lo scambio di almeno 81 kg d'oro trasportati oltre confine e convertiti in denaro contante. Sentiamo. Si allarga la maxi inchiesta Golden Cash, un traffico di oro nero transnazionale impressionante, grazie a orefici turchi in grado di movimentare somme ragguardevoli di denaro contante. Per ora le Fiamme Gialle hanno provato una compravendita di 81 kg d'oro scambiati sul mercato illegale per un controvalore di oltre 10 milioni di euro. Ma è la punta dell'iceberg. La Procura di Vicenza ipotizza un traffico internazionale di metalli preziosi tra il Vicentino, il Bassanese, l'Austria e ambienti turchi, tedeschi e del Liechtenstein. Un imponente riciclaggio di metallo pregiato agli atti dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Vicenza e Verona, che ha portato finora all'arresto di 2 persone. Per i finanzieri esistevano 2 gruppi distinti, una compagine italiana e la cosiddetta compagine turco-austriaca, che si muoveva tra l'Austria, Bolzano, Vicenza e Bologna. Gli investigatori contestano operazioni sistematiche di riciclaggio attraverso oro di provenienza delittuosa. Il metallo, secondo l'accusa, veniva trasportato in nero dall'Italia, dove era acquistato da 2 bancometalli nel Vicentino e in Emilia, a Innsbruck e ceduto in cambio di enormi quantitativi di denaro contante, fuori da ogni circuito ufficiale. Gli indagati sarebbero una dozzina, ma potrebbero essere molti di più. I comandi di Vicenza e Verona della Finanza sono ermetici. Tra le accuse il riciclaggio transnazionale aggravato dall'operazione di un gruppo criminale attivo in più stati, le intercettazioni ambientali e telefoniche, i pedinamenti e gli interrogatori fin qui eseguiti descrivono un traffico di oro nero continuo e incessante. Negli atti si parla di trasferte con carichi tra i 3 e i 6 kg d'oro per almeno una volta alla settimana. Il traffico certificato dalla Finanza andava avanti da almeno il 2024. Pubblicità, a tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Ha rischiato la vita il 36enne di Motta di Livenza che a Bibione è stato accoltellato da un 25enne dopo essere intervenuto in difesa di una ragazza schiaffeggiata in pubblico. Purtroppo è molto provato dall'accaduto, oltre che fisicamente dai fendenti, anche psicologicamente. Lui anche in questa circostanza si è dimostrato un ragazzo di grande cuore, un vero e proprio eroe. Non ha dubbi sulla natura di quel gesto Eric Anzanello, amico del 36enne di Motta di Livenza, che a Bibione non ha esitato nemmeno un secondo a prendere le difese di una ragazza in difficoltà, schiaffeggiata in strada dal compagno, un 25enne residente nel Vicentino. Siamo in via Puccini, il 36enne mottense sta cenando con alcuni amici, tutti reduci da un motoraduno nella vicina Lignano. Nessuno si volta dall'altra parte, il gruppo raggiunge la coppia, ma il 25enne, anziché calmarsi, diventa una furia e colpisce in particolare il trevigiano. 5 fendenti non indifferenti, so che è stato colpito anche alla testa, su una mano, quindi una colluttazione rapida ma feroce, chiamiamola così. L'aggressore scappa per presentarsi dai carabinieri il giorno dopo, mentre il 36enne resta ferito, insanguinato in strada. A fare la differenza potrebbe essere stata la giubba da moto. Gli ha permesso di salvarsi la vita, anche perché un fendente mi sembra che lo ha raggiunto poco sotto il cuore, quindi l'epilogo poteva essere tragico. La mobilitazione ha riguardato anche il personale del locale dove i motociclisti stavano cenando, la pizzeria Bergamo. Anche qui nessuno si è tirato indietro, compreso il figlio della titolare. Sono arrivati sti ragazzi, avevano il sangue, li abbiamo recuperati, abbiamo cercato di tamponare, pensavo che fosse solo un piccolo taglio, che in effettiva non era piccolo, e l'ho portato in pronto soccorso. Solo in ospedale ci si rende conto pienamente che quelle 5 ferite, fortunatamente non letali, sono state provocate da un'arma da taglio. È stato un miracolato, perché se non aveva qualcuno in più tra le parti credo che ci sia stato molto di più di quello che era. Quando vedi una ragazza che dice smettila o che chiama aiuto, cosa fai? Guardi? A questo punto Anzanello, consigliere comunale a Mansuè, chiede per l'amico un riconoscimento pubblico. Un premio che sarebbe meritatissimo per il suo coraggio, perché ha messo a repentaglio la sua vita per salvare la vita di questa ragazza, o perlomeno il pericolo di vita. Ed ora torniamo a parlare della rapina all'anziana al cimitero di Chiarano. Proseguono le indagini per dare un nome ed un volto all'aggressore. Intanto parla il figlio della vittima. Da figlio mi dà fastidio, perché sapere che una persona ha messo le mani addosso a tua mamma di quell'età e tutto il resto, insomma un atto del genere è una cosa fastidiosa. È chiaro che non possiamo fare niente, però oltretutto è stato anche un atto gratuito, perché una violenza gratuita, perché dopo che gli aveva già preso la borsa gli ha dato un secondo pugno sul fianco e l'ha rovesciata con la bicicletta, oltre al primo colpo in testa, che è una violenza che è gratuita, che non serviva a niente. Si poteva prendere la borsa che era sul cestino e se ne andava, insomma. È stato un atto un po' da vigliacchi. Un po' da vigliacchi, ecco, quello è un po' che dà fastidio, no? Sono ancora tanti gli interrogativi e i sentimenti tra i familiari più stretti dell'87enne aggredita e rapinata domenica in cimitero a Chiarano, con i carabinieri che continuano nelle ricerche di un uomo. L'anziana, sentita dai militari, non avrebbe dato dettagli decisivi. Sostanzialmente ha detto che era un ragazzotto con i capelli scuri, però poi oltre a quello non ha riconosciuto nessuno, non ha idea, insomma, di chi può essere. Elementi utili potrebbero arrivare dalla videosorveglianza, mentre l'87enne sta reagendo con grande spirito. Adesso sta cominciando a sentire un po' le botte, perché i doloretti vengono dopo un giorno o due, però insomma sostanzialmente sta migliorando. Anche dal punto di vista mentale lei ha una buona tempra, insomma non è una che prende paura per poco, per fortuna non si è buttata giù, ecco, tutto qua. L'importante ora per Renzo è fermare il rapinatore, perché nessuno possa rivivere l'incubo della madre. Spero solo che lo trovino, che non faccia malanni a altre persone, perché uno così sicuramente non è un'aggressione normale, ecco, è un'aggressione violenta inutile, ecco, per cui spero che lo trovino, solo perché non faccia del male a altra gente. Ormai quello che è successo, poche cose da fare, insomma.
Ed ancora violenza in centro storico a Venezia che ha coinvolto bande di nordafricani. L'aggressione è avvenuta alle Zattere, a terra sono rimasti 2 feriti. Sangue, aggressioni, 2 feriti a colpi di macete e una città che ha paura. Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Venezia. Stavolta avvenuto alle Zattere, una zona che vede una forte presenza di turisti durante il giorno, ma anche molti residenti di tutte le età. Tra chi vive e lavora qui, poca voglia di parlare, c'è chi conosce di vista queste famiglie. 2 cittadine tunisini, infatti, sono rimasti feriti, uno in maniera lieve e uno più grave, con ferite, tagli e 15 giorni di prognosi, durante uno scontro tra 2 bande di nordafricani che hanno usato armi bianche, spray e peperoncino. E non sarebbe il primo caso che coinvolge i tunisini, appartenenti a 2 distinte famiglie, come rileva la polizia, che sta indagando sull'episodio, una sorta di faida che rischia di innescare una violenza sempre più forte. Preoccupazione se n'è certamente, perché questi ultimi episodi sono veramente gravi noi abbiamo il polso della situazione, perché Venezia è una città che vive intorno alle comunità di vicinato, per cui tra di noi ci parliamo e sappiamo cosa succede, se ci sono movimenti strani, quindi siamo preoccupati. I 2 feriti si sono presentati al commissariato denunciando di essere stati aggrediti dai rivali a colpi di arma da taglio, senza però fornire particolari sulle cause dello scontro. I 2 erano appena usciti dall'ospedale dove erano stati medicati e secondo la questura la tensione tra le 2 famiglie è da inquadrare nel controllo in città di traffici illeciti, una situazione che i residenti chiedono di affrontare con la repressione, con iniziative sociali e sfruttando la forza della comunità che vuole reagire. Farci coraggio e nutrire il senso di appartenenza. In questo senso fondamentale, importante, sarebbe la figura del vigile di quartiere. Noi sappiamo dove nascondono la droga, sappiamo dove si incontrano, lo sappiamo, avremmo bisogno di dirlo a qualcuno, di qualcuno che ci ascolti. Capiamo che la polizia è oberata da tanto lavoro, ecco che la figura di un vigile di quartiere, come uno di noi, uno della comunità, potrebbe fare la differenza. E la squadra mobile della Questura di Venezia e di Carabinieri hanno arrestato nelle ultime ore 5 componenti della famiglia tunisina, in quanto coinvolti appunto in questo violento episodio che si è verificato nel fine settimana. Torniamo ora a parlare della crisi Electrolux. A Susegana ieri vertice fra 28 sindaci della zona, fuori dal municipio molti lavoratori. Noi non vogliamo essere neanche uno in meno di quello che siamo, vogliamo mantenere il posto per tutti e avere un futuro per tutti. Abbiamo la fortuna di avere anche molti giovani in fabbrica con noi, questi devono vedere lontano, devono avere la sicurezza di un posto di lavoro. Quindi intanto noi vi ringraziamo, vi terremo informati su quello che succederà, stateci vicino e sosteneteci. I lavoratori hanno atteso con pazienza la fine del vertice fra i 28 sindaci del comprensorio uniti per discutere della difficile situazione scoppiata dopo la decisione di Electrolux di arrivare a pesanti tagli ai dipendenti per lo stabilimento di Susegana, oltre a quello pordenonese di Porcia. Un taglio così netto di produzione e di dipendenti vuol dire che Electrolux non ha più intenzione di rimanere in Italia, investire in Italia e produrre elettrodomestici in Italia. Linea ferma quella dei sindaci che chiedono che un primo cittadino di questo territorio, in questo caso il sindaco Montesel, sieda al tavolo delle trattative. E lavoriamo per questi, lavoriamo perché il territorio dia una risposta potente al fatto che non, come diceva un collega sindaco, il territorio da queste industrie deve essere abitato, non parcheggiato. E allora questo significa che dobbiamo mettere in piedi la filiera che controlli il sistema, il lavoro e l'occupazione del nostro territorio. Questo lo può fare solamente l'autorità prima di questo Paese attraverso i propri piani industriali. Un clima teso e preoccupato per la sorte dei dipendenti del colosso svedese. Quello che chiediamo all'azienda è questo, un tavolo che metta a disposizione un piano strutturale per il futuro che vede investimenti importanti come ce ne sono già stati fatti nel passato, ma che garantisca anche queste famiglie. Un grazie anche a tutti i colleghi di questo territorio che si rivedono in un momento così particolare per questa azienda che è la madre delle nostre aziende. Tutti gli indicatori economici
danno un segno negativo per quanto riguarda gli elettrodomestici. Noi vorremmo che ci fosse un'iniziativa che partisse dal basso come noi, ma ci fosse anche ovviamente una risposta dal governo. Sappiamo che i mezzi ci sono. Dura la presa di posizione da parte del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nell'incontro con i rappresentanti delle regioni. Il piano presentato da Electrolux tuona è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all'azienda il suo immediato ritiro. Ed è una situazione che sta fortemente preoccupando come quella di Electrolux, ad un'altra che sta facendo tirare invece un sospiro di sollievo. Dopo un anno di amministrazione straordinaria ed un'avvertenza di 4 anni, la Speedline di Santa Maria di Sala riparte con il gruppo Sigit. Soddisfatti i sindacati. L'assegnazione dopo diversi controlli, verifiche da parte sia del Mimit ma anche dalla stessa tria di commissari, primo fra tutti il commissario Castro che ha fatto veramente un lavoro eccezionale, insomma ci dà buonissime speranze sul fatto che insomma le intenzioni come detto siano veramente buone. Dopo un anno di amministrazione straordinaria e un'avvertenza di 4 anni, la Speedline di Santa Maria di Sala riparte con il gruppo Sigit attivo nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, gomma e alluminio per il settore automotive, che ha vinto la gara internazionale per l'aggiudicazione dell'azienda. L'ha comunicato il Ministero delle Imprese e Made in Italy. Soddisfatti i sindacati. Il fatto che sia stata sancita la Sigit, che questo era stata una lieta sorpresa, ci rende particolarmente contenti perché riteniamo che sia un gruppo intanto italiano, un gruppo industriale serio e che immaginiamo voglia fare le cose fatte per bene. Passata dalla proprietà del gruppo tedesco Ronal a quella del fondo callista, Speedline rischiava la chiusura per movimenti poco trasparenti dei nuovi proprietari, ma stavolta anche grazie a un'azione solida della politica con 3 commissari a gestire l'azienda, ribadiscono anche i sindacati, lo stabilimento è stato salvato. Adesso ci aspetta chiaramente una lunga e difficile probabilmente trattativa sindacale dove insomma cercheremo di trovare una sintesi e poter dare la possibilità a Speedline di poter resistere e continuare e che ci sia un vero e proprio rilancio, anche perché i lavoratori negli ultimi tempi sono sempre più stremati soprattutto anche a livello economico, perché qui ormai 3-4 giorni al mese lavorare, insomma 3-4 giorni al mese è veramente una cosa difficile sotto l'aspetto economico, pertanto insomma ci si aspetta che ci sia sto rilancio nel più breve tempo possibile. Cambiamo ora argomento, parliamo di un tema più leggero ma sicuramente molto importante per l'ambiente ed è quello delle api. Oggi infatti si celebra la giornata mondiale delle api ed abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Sebastiano Dal Colle, presidente di APAT Apicoltori in Veneto. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Grazie a lei, Stefano Dal Colle. Stefano Dal Colle, sì, chiedo scusa. Chiedo scusa. Allora, perché si parla tanto dell'importanza delle api come custodi della biodiversità del nostro pianeta e perché preoccupa tanto anche lo stato di salute delle nostre api? Beh, chiaramente l'ape è indicatore, lo si sa, è indicatore dell'ambiente, della salubrità dell'ambiente. Se stanno bene le api, stiamo bene anche noi. C'era la famosa frase che non è di Einstein, ma viene attribuita così per darle maggiore enfasi. Sparisce l'ape, sparirebbe anche nel giro di qualche anno la vita. Perché? Perché l'ape effettivamente è un segnale del benessere dell'ambiente. Noi veniamo spesso coinvolti in ricerche dall'università, dai comuni, dalla regione, dallo Stato, proprio per sondare attraverso le api la salubrità di un ambiente. Le api sono decine di migliaia di api che escono da ogni alveare e perlustrano un territorio di 2 o 3 chilometri di raggio. E naturalmente il corpo stesso dell'ape, il fatto di essere un po' pelosa, raccoglie
lo si sa bene, raccoglie il nettare, raccoglie il polline, ma raccoglie anche tutto quello che c'è proprio nell'ambiente. Anche un bel vasetto di miele chiaro, e questo è proprio il periodo di questo tipo di miele, un po' più chiaro, generalmente il miele di acacia di questo periodo appena finito qua nella pianura veneta, nella pianura trevigiana, e sarà un po' ancora persiste nella pedemontana, però è stato la produzione importante di questo periodo dopo qualche anno di carestia. Quest'anno sta andando abbastanza bene, e il fatto che stia andando abbastanza bene ci dà anche un incoraggiamento ad attivare iniziative che proprio in questo periodo, guardi, siamo veramente pieni di, ci fa piacere, ma siamo coinvolti in diversi comuni, in diverse iniziative, proprio perché oggi è la giornata mondiale dell'ape. Ci fa piacere perché 5-6 anni fa non eravamo mica tanto richiesti, e oggi invece facciamo difficoltà a rispondere adeguatamente alle varie richieste, perché ci sono, ripeto, iniziative a livello di singoli amministrazioni comunali, a livello regionale dall'assessore Elisa Venturini, un'altra iniziativa che coinvolge parecchie persone, parecchie località del Veneto. Insomma, ci fa piacere, e noi oggi, domani, dopodomani siamo appunto in questa situazione. Benessere anche per noi. Se posso... Quindi, Presidente, allora c'è molta più sensibilità, diciamo, anche delle istituzioni, delle persone sull'importanza di questo insetto che è, abbiamo sentito, insomma, direttamente legato proprio alla sopravvivenza della vita sulla terra. Api, lei diceva che sono in sostanza un po' un termometro, diciamo, della salute del pianeta in generale, di un determinato territorio in particolare. Bene, il nostro territorio come sta allora? Cosa indica questo termometro grazie alle api? Allora, diciamo che le regole ci sono per poter star bene. Qualche incidente capita, ma qualche incidente capita per disattenzione o per ignoranza del singolo che magari agisce in modo, ripeto così, inconsapevole. Ci sono delle avvertenze, delle attenzioni anche in agricoltura, in viticoltura. In viticoltura è il settore abbastanza delicato, che serve appunto una certa attenzione per poter, affinché ci sia non solo la convivenza, ma proprio la collaborazione tra agricoltura e apicoltura. A proposito, io direi, per esempio, noi lunedì 25 abbiamo proprio a Macerata un incontro con il professor Carlo Duso, Università di Padova, le 3 organizzazioni sindacali, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, l'apicoltore, ci sono io, parliamo proprio di convivenza, la convivenza, la collaborazione fra apicoltura e viticoltura. Ecco perché abbiamo capito, no, Presidente, che sono magari certe sostanze che vengono utilizzate in agricoltura che possono essere purtroppo, l'abbiamo raccontato varie volte anche nei nostri telegiornali, letali per le api. Sì, soprattutto se per esempio ci si dimentica, prima di eseguire un trattamento, di applicare una regola fondamentale, essenziale: sfalciare, eliminare tutta la fioritura che c'è sottostante alla vite o al frutto che sto per trattare. Se io tratto in un vigneto e sotto c'è il tarassaco in fiore, le api vanno sul tarassaco e vanno ad avvelenarsi. È per questo che c'è questo semplice accorgimento, questa semplice regola alla quale tutti dovrebbero attenersi: sfalciare, tranciare, eliminare la fioritura sottostante. Il discorso che lei faceva del miele, delle api e quindi del prodotto miele, ambasciatori del territorio, proprio io sono rientrato ieri sera con un gruppo di apicoltori, abbiamo avuto la possibilità di presentare sul video del senatore De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, presentare al Senato una iniziativa della nostra giornalista Valentina Calzavara,
proprio l'alveare parlante, è proprio un'iniziativa a promuovere il territorio, premiare quindi almeno 20 apicoltrici o apicoltori che mostrino, che portino attraverso il miele una caratteristica del loro territorio. Ecco Presidente, questo progetto si chiama proprio l'alveare parlante, storie di apicoltura e geografia dei mieli, un viaggio giornalistico diciamo, no? Tra mieli e custodi della biodiversità in Italia, un progetto appunto che è stato presentato ieri in Senato, un progetto però che parla molto veneto. Il Presidente della Commissione Agricoltura è il senatore Luca De Carlo, l'ideatrice del progetto è la giornalista trevigiana Valentina Calzavara. Vorrei allora che sentissimo insieme questo contributo che è stato appunto realizzato proprio ieri in occasione di questa presentazione a Roma. Significa valorizzare il ruolo delle api, che da sempre sono i custodi della biodiversità, tant'è che questa nazione è la nazione con più biodiversità al mondo, anche grazie alla straordinaria attività di tanti apicoltori che si impegnano per amore non solo delle api ma anche dell'ambiente e che la rendono quindi una nazione assolutamente biodiversa. Ma l'importante è narrarlo, bisogna narrare i territori, bisogna narrare ciò che l'agricoltura regala, perché per troppo tempo l'agricoltura è stata schiava di un'ideologia che non vedeva quante erano le affinità con l'ambiente. Le api sono esattamente il trade union tra agricoltura e ambiente, quindi è giusto valorizzarle. Sarà un progetto di sviluppo, di respiro nazionale che vuole avvicinare l'apicoltura ai cittadini, spiegando il valore del miele italiano, facendolo conoscere appunto con una serie di approfondimenti giornalistici che andranno a raccontare le storie dell'apicoltura italiana. Insomma, vogliamo farne un grande ritratto e l'alveare parlante insomma sarà un progetto che ci accompagnerà proprio in questo obiettivo. Ecco Presidente, quindi un vero e proprio ritratto, no, dell'apicoltura italiana, quello che si vuole fare attraverso questo progetto. Sì, se mi permette, io poi ho fatto un brevissimo intervento valorizzando proprio la comunicazione. A me interessava, io sono un vecchio insegnante in pensione e insomma mi interessava del parlante. Il parlante, la comunicazione è fondamentale nella società delle api, che si sviluppa appunto tramite gli odori, i feromoni, il movimento, la poesia poi del movimento che addirittura viene denominata la danza delle api, e questo proprio per portare la comunicazione anche un esempio per noi nella società, fra di noi, nelle famiglie, insomma mi interessava anche questo aspetto così di comunicazione legato alla società delle api. Sono molto più anziane di noi e si sono sviluppate in un modo di comunicare veramente eccezionale. Ecco, a proposito di comunicazione rivolta a tutti, cosa possiamo fare noi cittadini per agevolare le api? Abbiamo visto insomma che ci sono delle regole che gli agricoltori dovrebbero rispettare proprio per salvaguardare le api. Tutti noi cittadini che magari abbiamo un balcone nelle città oppure abbiamo dei giardini nei vari paesi, dei terrazzi, che cosa possiamo fare per dare una mano a salvare le api? Beh, secondo me, e insisto, è la comunicazione, cioè parlarne tra di voi, parlarne, ma proprio parlando con gli amici, perché poi arrivi il messaggio a tutti noi, parlarne con gli amici sull'importanza delle api e sul fatto che non possiamo star senza api, non possiamo permettere che vengano sterminate, che vengano uccise. Ma guardate che la comunicazione è importante. A me dispiace insomma adesso riportare un dato rilevato da alcuni allievi del Cerletti di Conegliano. Quest'anno poi Cerletti festeggia i 150 anni, un'istituzione grandiosa. Allievi del Cerletti di Conegliano che hanno fatto un'indagine e purtroppo hanno scoperto che il 30% dei viticoltori ritiene dannoso, cioè, dannosa la presenza delle api all'interno di un vigneto. Ora, se si arriva a pensare che l'ape è addirittura dannosa all'interno di una cultura, siamo veramente messi male. E quindi, ripeto, l'informazione, la comunicazione, anche parlando tra amici, arriverà a qualcuno, arriverà anche a chi
non conosce, non sa che cosa sia l'alveare, che cosa sia È bello questo qua, questo è uno sciame, che bello. Anche lo sciame, queste qua sono famiglie interessanti, anche che lo sciame comunicano tra di loro e queste sono le mie. Poi giornata mondiale delle api, sì, è interessante questa roba. Scusate se mi conviaggio. Lo sciame è proprio anche la divisione della famiglia e la coesione, poi, perché tutti insieme scelgono, decidono di andare in una direzione concordandola. E quindi è molto importante soprattutto fare informazione affinché tutti siano a conoscenza di quanto importanti siano questi insetti per la vita di tutti noi, oltre a darci questo nettare meraviglioso che è il miele, che sappiamo fa anche molto bene alla salute. Allora io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, Stefano Dal Colle, presidente APAT Apicoltori in Veneto. Grazie. Buon lavoro. Noi continuiamo con un servizio, restiamo a Treviso per parlare di sport, con l'annuncio che sta creando un vero e proprio terremoto nel calcio dilettantistico cittadino. Il direttivo della società sportiva Condor di Treviso ha annunciato che si dimetterà attaccando il comune. Sentiamo. 80 anni di storia, centinaia di ragazzi cresciuti sui campi di calcio e oggi una scelta definita dolorosa ma inevitabile. A fine stagione il direttivo della Condor Treviso si dimetterà. Una decisione pesante annunciata con una lunga lettera nella quale la società punta il dito contro quella che definisce una totale assenza di dialogo con l'amministrazione comunale. La Condor parla di strutture fatiscenti, campi non adeguati, illuminazione obsoleta e soprattutto dell'assenza da 4 anni di un rinnovo della convenzione per l'impianto sportivo di Sant'Angelo, situazione che avrebbe impedito ogni programmazione futura. Ma il tema va oltre il calcio. La società ricorda il proprio ruolo sociale, fino a 500 tesserati a stagione, atleti provenienti da 14 nazioni diverse, attività di inclusione e contrasto al disagio giovanile portate avanti esclusivamente grazie al lavoro dei volontari. Nel mirino anche il progressivo impoverimento del panorama calcistico cittadino, con sempre meno società attive sul territorio e il rischio, denunciano i dirigenti, di lasciare molti giovani senza punti di riferimento educativi e sportivi. Il consiglio uscente sottolinea però di lasciare una società economicamente sana e senza debiti, nella speranza che una nuova dirigenza possa trovare condizioni diverse per continuare una delle esperienze sportive più storiche della città. La società ha convocato per giovedì mattina una conferenza stampa per chiarire tutti i punti e le motivazioni della sofferta decisione. Un eccezionale sito culturale sta emergendo dagli scavi di Veneto Strade a Ponso, dove si sta costruendo la nuova regionale 10. Si tratta di un antichissimo santuario che risalerebbe ad almeno 2000 anni fa. Pietre che parlano in Veneto è un ritrovamento eccezionale quello emerso nel territorio comunale di Ponso durante i lavori di scavo per la realizzazione del primo lotto funzionale della nuova strada regionale 10 nel tratto da Borgo Veneto a Carceri. Sono finora una dozzina i cippi ritrovati già nelle preliminari operazioni di bonifica bellica e durante successivi scavi all'interno di questo sito archeologico di enorme rilevanza. Nei cippi sono state trovate numerose iscrizioni in lingua venetica e anche in misura minore latina che risalgono a oltre 2000 anni fa, probabilmente al V-IV secolo a.C., accanto a un lastricato che sarebbe stato realizzato successivamente durante il I secolo d.C. Un'area di interesse culturale e religiosa, un tempio periptero circondato da colonne, un antichissimo santuario sepolto sotto i detriti trasportati durante una potente alluvione del vicino fiume Adige. Il luogo avrebbe mantenuto la sua funzione religiosa anche in epoca romana. L'indagine continua per definire con maggiore precisione l'area del tempio e le diverse fasi di utilizzo. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla il meteo di Antenna 3 con le previsioni del tempo sul nord-est, poi la ricetta del giorno con Casa Pappagallo e dopo il film di Antenna 3, quest'oggi andrà in onda 12 anni schiavo, regia di Steve McQueen. È tutto, grazie per l'attenzione e a tutti un buon pomeriggio.